Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Basta con il commissariamento, così il governatore Oliverio al neoministro della Salute Giulia Grillo nel corso della seduta della Conferenza delle Regioni. Abbandona la moglie malata, la donna senza cibo né energia elettrica è accaduta a San Demetrio Corona nel Cosentino. A liberare la vittima l'intervento dei carabinieri, l'uomo è finito ai domiciliari. Operazione dei carabinieri nel campo rom di Scordovillo alla Mezze Terme, impiegati 200 militari, 5 arresti e 34 divieti di dimora. Indagine avviata nel 2017, la protesta dei parenti degli indagati, il procuratore, pericolo per la salute pubblica. La Guardia di Finanza ha arrestato a Reggio Calabria un avvocato con l'accusa di aver attuato attraverso una società di intermediazione finanziaria una serie di truffe ai danni di alcuni istituti bancari. 7 gli indagati, sequestrati beni per 17 milioni di euro. Dopo l'ondata di maltempo che ha duramente colpito il Vibonese si fa alla conta dei danni, famiglie evacuate e strade impraticabili. Il governatore dice pronti a chiedere lo stato di emergenza. Lo stadio San Vito Marulla, dopo l'ispezione dei commissari della Lega di Serie B, necessita di alcuni interventi strutturali. Sarà Mister Stroppa a guidare il Crotone nella prossima stagione di B, ufficializzato l'ingaggio del tecnico ex Foggia che verrà presentato la settimana prossima. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la sanità in apertura di questa edizione del nostro giornale, perché il governatore Mario Oliverio oggi a Roma ha incontrato il neoministro alla salute Giulia Grillo, alla quale ha chiesto il superamento della gestione commissariale. Basta con il commissariamento, così il governatore Oliverio al neoministro alla salute Giulia Grillo nel corso della seduta della Conferenza delle Regioni a Roma. Il presidente ha evidenziato al ministro le criticità della sanità calabrese. Io ho chiesto il superamento della gestione commissariale. La mia regione, la Calabria, è una regione commissariata da oltre 7 anni. L'esperienza del commissariamento non solo non ha affrontato i problemi appunto di parte che si ponevano in partenza, ma li ha aggravati. Si pensi che il numero di calabresi che ricorre all'esterno della Calabria per curare e tutelare la propria salute è aumentato in modo esponenziale. Siamo passati da 200 milioni di euro che la Regione pagava nel 2010 a oltre 300 milioni di euro che la Regione ha pagato al 31 dicembre 2017 per quanto riguarda le prestazioni fuori Regione. I livelli essenziali di assistenza non sono garantiti, le liste d'attesa sono cresciute, nelle ultime settimane, basti questo dato, la rete dei laboratori ha sospeso le prestazioni appunto, e questo ha determinato un disagio ulteriore, grave, cioè siamo in una situazione davvero di straordinaria emergenza. Io ho chiesto che venga superato il commissariamento, che come e per tutte le altre regioni italiane la regione si è messa nelle condizioni di poter esercitare le proprie funzioni in materia di sanità, assumendo anche responsabilità, perché di questo si tratta, ma per affrontare i problemi non è appunto assolutamente giustificabile la situazione nella quale vive la nostra regione. Ho chiesto al Ministro un incontro, il Ministro ha dato disponibilità a fare rapidamente un incontro per un ulteriore approfondimento, perché si proceda rapidamente a decisioni che consentano di superare questa situazione di emergenza. La cronaca ci porta a San Demetrio Corone, dove una donna con problemi psichici è stata segregata in casa senza acqua né cibo. Arrestato il marito che andava a farle visita saltuariamente, lasciandola in stato di abbandono. Ci racconta tutto nel servizio Anna Franchino. Quello che vedete è il luogo in cui era stata reclusa una donna affetta da disturbi bipolari e psichici. In questo immobile, che si trova a San Demetrio Corone nel Cosentino, il marito l'aveva rinchiusa senza acqua né comodità.
Le stanze, come vedete, sono cosparse di rifiuti di ogni tipo. I servizi igienici non erano funzionanti e i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro, intervenuti su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno trovato escrementi umani anche nel letto utilizzato dalla donna. L'uomo, un 59enne, Fernando Cadicamo, posto agli arresti domiciliari, viveva tranquillamente in un'altra abitazione a Terranova da Sivali e andava a trovare la donna solo una volta ogni 3-4 giorni. È ritenuto responsabile del reato di abbandono di persone incapace. L'attività investigativa, coordinata dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e condotta dai militari della stazione di San Demetrio Corone, ha permesso di accertare che la condotta illecita da parte dell'indagato si è protratta nel tempo e ha avuto luogo almeno fino a poche settimane fa. L'uomo, che era stato incaricato dal giudice tutelare quale amministratore unico di sostegno della consorte e avrebbe dovuto, come recitano le promesse nuziali, amarla, proteggerla e onorarla nella buona e nella cattiva sorte, non ha messo in atto le tutele necessarie alla salute fisica e morale della donna, soggetto incapace di provvedere autonomamente ai suoi bisogni. L'attività investigativa dei carabinieri in queste settimane, fondata su costanti ispezioni dei luoghi e conclusasi con un sopralluogo congiunto con personale dell'ispettorato sanitario e del CIM presso l'abitazione in cui si trovava la donna, ha accertato una situazione di assoluto abbandono, nonché l'inadeguatezza igienico-sanitaria dei luoghi dove il marito aveva di fatto tenuta prigioniera la consorte. La donna ora si trova ricoverata in un centro di assistenza e cura per le disabilità mentali, mentre per il 59enne il GIP ha disposto la misura della custodia cautelare e gli arresti domiciliari sulla base delle risultanze investigative, motivata dalle oggettive responsabilità dell'indagato, il quale aveva coscientemente e volontariamente consegnato la propria moglie, incapace di provvedere a se stessa, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica. 200 militari impegnati questa mattina in un'operazione dei carabinieri nel campo rom di Scordovillo e Lamezia Terme, 5 arresti e 34 divieti di dimora. Il procuratore Curcio ha detto pericolo per la salute pubblica. Il blitz è scattato prima dell'alba nel campo rom di Lamezia Terme. 200 militari hanno fatto irruzione nelle baracche in cui vivono migliaia di persone, tra cui molti bambini. 39 misure cautelari, di cui 5 arresti e 34 divieti di dimora. Scordovillo, considerato una vera e propria bomba ecologica per i cumuli di rifiuti dati alle fiamme. Precarie le condizioni igieniche della baraccopoli, sotto stretta osservazione anche per frequenti episodi di criminalità. Alle persone destinatarie dei provvedimenti emessi dal Tribunale vengono contestati a vario titolo gravi reati in materia ambientale e una serie di delitti contro il patrimonio. Un'attività di indagine, come sottolineato nel corso della conferenza stampa avviata nel 2017, obiettivo tutela della salute pubblica. In via principale proprio degli abitanti del campo rom di Scordovillo, messa in serio e concreto pericolo dal reiterarsi dei fuochi e dallo sprigionamento di diossina fino all'inquinamento della matrice del suolo e dell'aria, con il rischio concreto di inquinamento anche delle falde acquifere sottostanti. Sequestrata anche l'azienda rifiuti con sede nel campo rom. Per giustificare questo illecito gestione e traffico di rifiuti, in questa occasione è stata riscontrata la costituzione di una società a responsabilità limitata, in realtà priva di dipendenti, ma con mezzi di un certo tipo, camion, gru, che sono tutti quanti stati sottoposti a sequestro, ovviamente con tutti i beni aziendali, i conti della società e quant'altro, cercando di avere quantomeno di dare quella parvenza di legalità, ottenendo un'autorizzazione amministrativa al recupero e trasporto di materiale ferroso, in realtà poi debordando ampiamente quello che era l'oggetto sociale e le attività sociali per le quali erano stati autorizzati. Prima dell'inizio della conferenza stampa, la protesta dei familiari delle persone coinvolte nell'operazione. Non credo che ci saranno manifestazioni pericolose in questo senso. Come sempre si parla e si chiariscono gli aspetti che potrebbero essere stati fraintesi da alcuni dei soggetti che sono stati destinatari di queste misure. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel Vibonese all'interno di un'auto carbonizzata, una Fiat Punto. La scoperta è stata fatta da carabinieri e vigili del fuoco. Potrebbe trattarsi del 34enne che lavorava come mediatore culturale nel centro di accoglienza per migranti di Nicotera, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai genitori. Ancora da chiarire se ci si trovi dinanzi ad un omicidio oppure ad un suicidio. La Guardia di Finanza ha arrestato a Reggio Calabria un avvocato con l'accusa di aver attuato attraverso una società di intermediazione finanziaria una serie di truffe ai danni di alcuni istituti bancari. Complessivamente sono 7 gli indagati, tra cui anche un ex direttore di banca, sequestrati beni per 17 milioni di euro. Una discarica abusiva di 400 metri quadri all'interno dell'area del Parco Nazionale del Pollino è stata posta sotto sequestro ad Acquaformosa dai carabinieri forestali, che hanno denunciato il proprietario del terreno e l'autore materiale del reato. All'interno dell'area erano stati abbandonati rifiuti e materiale di ogni genere. Un 29enne rumeno è stato arrestato dai carabinieri di Medicucco nel Reggino perché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori ai danni dell'ex convivente e sua connazionale di 37 anni. L'uomo, da tempo separato dalla compagna, dopo averla incontrata e seguita in auto per diversi chilometri, è riuscita a bloccarle. Avrebbe iniziato a colpire con ripetuti calci e pugni il veicolo su cui la 37enne viaggiava assieme ai 2 figli minori, proferendo nei suoi confronti minacce di morte. Perde il controllo dell'auto e si ribalta. È successo alla Mezzia Terme dopo una 47enne rimasta coinvolta in un incidente su via delle Terme. La donna ha riportato diversi traumi, è stata soccorsa da personale del 118 che l'ha trasportata in ospedale. Dopo l'ondata di maltempo che ha duramente colpito il Vibonese, adesso si fa la conta dei danni. È uno scenario di devastazione quello che si è presentato agli occhi degli uomini della Protezione Civile ora che le condizioni meteo consentono una più precisa ricognizione di quanto accaduto con il nubifragio che si è abbattuto su Nicotera e Joppolo appena 2 giorni fa. Il volo di ricognizione effettuato in elicottero sulle aree colpite dalla furia dell'acqua ha messo in evidenza le diverse criticità che si sono intricate in diversi punti del territorio, con una frana sulla linea ferroviaria che tra l'altro ha bloccato il treno Intercity 895 Roma-Reggio Calabria, un'altra frana che ha coinvolto un'abitazione nel centro di Nicotera sulla quale è crollato un muro di sostegno, e poi i danni causati dall'esondazione del torrente Morte sul lungomare di Joppolo. Inevitabile conseguenza di tutto ciò le acque del mare, divenute torbide per la presenza di materiale detritico alimentato dalle frane generatesi durante l'alluvione e trasportato dai fiumi verso le foci. Il tutto mentre tra le vie e le case si tenta di reagire cercando un lento, forse troppo lento, ritorno alla normalità. Lo si sta facendo a Nicotera. Risulta più complicato a Joppolo, dove il nubifragio del 17-18 giugno ha lasciato le ferite più profonde. Dopo aver lavorato a lungo per soccorrere diverse famiglie rimaste isolate, si è passato a mettere in sicurezza il torrente Morte, uno dei 3 che, straripando, ha devastato il paese, allagando le case, trascinando auto, isolando famiglie, devastati orti, allegati garage e negozi, parte del lungomare cancellato dalla furia dei torrenti. In alcuni tratti non c'è più neppure la strada. Intanto, in prefettura è attivo in via permanente il centro coordinamento soccorsi, al quale partecipano gli enti istituzionalmente competenti per seguire attentamente l'evolversi delle condizioni meteorologiche avverse e prendere le dovute decisioni. Intanto il governatore Oliverio dice: siamo pronti a chiedere lo stato di emergenza. Anche oggi in molti centri calabresi piogge intense, temporali e allagamenti. Il maltempo sta causando danni e disagi in Calabria e così la Giunta regionale, raccogliendo le continue segnalazioni di criticità che continuano a provenire alla sala operativa della Protezione Civile, sta predisponendo i provvedimenti formali per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza che dovrà essere approvato dal Governo. Si tratta di un atto dovuto, ha spiegato il Presidente Oliverio, dinanzi ad un fenomeno meteorologico particolarmente intenso e anche inatteso, vista la stagione che ha colpito diffusamente con straordinaria intensità sia le aree costiere che quelle interne di quasi tutte le province calabresi, provocando ingenti danni alle infrastrutture, alle attività produttive e al patrimonio pubblico e privato. Oliverio fa sapere di aver dato mandato al dirigente della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi di istituire un gruppo di lavoro per la predisposizione delle relazioni tecniche che accompagneranno la delibera di richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza che la Giunta si appresta ad approvare.
Siamo adesso in grado di mostrarvi le immagini relative al cadavere carbonizzato di un uomo che è stato trovato nel pomeriggio di oggi a Nicotera. Ancora un giallo colpisce Nicotera e la sua zona, che negli ultimi mesi appare teatro continuo di gravi fatti di cronaca. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato a bordo di un'auto, una Fiat Punto vecchio modello, data alle fiamme nella frazione di Preitoni. Per i carabinieri che stanno conducendo le indagini si tratta del corpo di Stefano Piperno, di 37 anni, del quale non si avevano notizie del pomeriggio del giorno prima. Il giovane, proprietario dell'auto, era uscito di casa verso le 15 e non aveva più fatto ritorno. La sua scomparsa era stata quindi denunciata in mattinata dai familiari e i carabinieri della compagnia di Tropea, facendo scattare le ricerche, per cui i militari si sono recati nel luogo del ritrovamento del cadavere insieme ai vigili del fuoco per confermare attraverso gli accertamenti l'identificazione dell'uomo e per stabilire le cause della morte. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che prestava servizio come mediatore nel locale centro di accoglienza dove si occupava di alfabetizzazione ai migranti, si sarebbe dovuto recare ad un appuntamento con una giovane straniera, una rumena con cui pare si vedesse da qualche tempo. La donna è stata rintracciata e subito sentita dagli investigatori. In caserma sono stati sentiti anche i familiari del giovane. Laureato, figlio di una coppia di docenti del luogo, Piperno in passato avrebbe manifestato problemi di depressione. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto a poco più di 24 ore dall'ultima volta che Stefano Piperno era stato visto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi in ordine al ritrovamento del suo cadavere, considerato il particolare che lo stesso era sistemato nel lato passeggero, dunque non nel posto guida e con lo schienale abbassato. Cambiamo decisamente argomento, parliamo degli esami di maturità, prima prova scritta anche per 19.000 studenti calabresi. Notte insonne per tanti ragazzi calabresi stamattina, al via gli esami di maturità, 19.000 gli studenti coinvolti nella regione, sui banchi i ragazzi del 99 per la prima prova d'italiano. Le prove per i maturandi, Giorgio Bassani con un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal libro Il giardino dei finzi contini, la cooperazione internazionale con Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il tema storico, mentre nel 70° anno della Costituzione il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale della Carta è stato scelto per il tema generale. Per il saggio o articolo di giornale proposti approfondimenti sui diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura, che tra i testi include anche una poesia di Alda Merini. Infine anche temi sulla bioetica, rispettato il rito dei genitori che, più ansiosi dei figli, stazionano fuori dalle scuole. Su invito dell'RSU Eugenio Aiello e Michele Montoro, il segretario nazionale UGL Funzione Pubblica Alessandro Di Stefano, accompagnato dal segretario generale dell'UGL di Cosenza Giuseppe Brogni e dal dirigente territoriale il professor Michele Sapia, ha fatto visita all'ATP di Cosenza e al suo dirigente Luciano Greco per prendere ancora una volta contezza delle problematiche esistenti presso l'ufficio scolastico provinciale, tra cui la pesante e annosa carenza di personale. Di Stefano e il dirigente provinciale UGL Funzione Pubblica Antonio Gigliotti hanno inteso ringraziare ed elogiare tutto il personale amministrativo per l'impegno che profonde quotidianamente in orario continuamente prolungato e anche prefestivo per dare risposte certe e puntuali all'utenza. Parliamo adesso del porto di Gioia Tauro, perché l'autorità portuale dà il via libera all'implementazione della sicurezza nello scalo calabrese con la videosorveglianza. I controlli e la sicurezza nel porto di Gioia Tauro si fanno più stringenti. L'autorità portuale di Gioia punta infatti al sistema integrato di sicurezza sussidiaria operativo nei porti di propria competenza, Crotone e Corigliano Calabro, per rendere più funzionale il servizio di sicurezza e per superare alcune criticità emerse di recente. Oggi partiranno i lavori di implementazione del servizio di videosorveglianza nello scalo gioiese. Naturalmente, al fine di garantire comunque l'implementazione della
sicurezza sussidiaria, in attesa del completamento dei lavori, l'autorità portuale ha affidato ad un istituto di sicurezza privato il servizio di vigilanza mobile attiva, la cosiddetta ronda, che sarà espletata nella fascia oraria di tempo compresa tra il tramonto e l'alba nelle aree comuni non in regime di concessione. Nel contempo, al fine di migliorare l'operatività del sistema integrato di sicurezza, è in corso un'indagine di mercato con l'obiettivo di individuare la migliore offerta per la sistemazione dell'impianto di antiscavalcamento e anti-intrusione per il porto di Gioia Tauro. Stessa attenzione è stata rivolta allo scalo portuale di Crotone e Corigliano Calabro, dove è attivo il sistema di sicurezza sussidiaria espletato da personale della Gioia Tauro Port Security. Nello specifico e per il sistema di sicurezza sussidiaria dello scalo di Crotone e quello di Corigliano Calabro sarà realizzato un sistema di controllo accessi per proteggere e tracciare gli accessi ai varchi d'ingresso e per incrementare il livello di attenzione procedurale ai transiti, eseguendo controlli di sicurezza, identificazione e registrazione degli ingressi. I lavori prevedono nel contempo la realizzazione di un sistema di videosorveglianza perimetrale che contribuirà ad aumentare il livello di sicurezza dei due porti. Rischio per i conti al comune di Palmi, l'ombra del dissesto alleggia in Consiglio. Vediamo. L'ombra del dissesto sul comune di Palmi non si allontana e nell'ultimo consiglio si è parlato proprio di questo argomento scottante, con un'amministrazione che tende a rassicurare e un'opposizione che comincia a incalzare. Abbiamo provveduto a quantificare i residui di bilancio risalenti in quel periodo attraverso il riaccertamento straordinario che ammonta ad oltre 2 milioni di euro. Il sindaco della città, Giuseppe Ranuccio, rassicura: stiamo lavorando per risolvere il problema sollevato dalla Corte dei Conti. A noi interessa il presente per programmare il futuro e per quanto concerne le richieste ricevute ritengo che stiamo lavorando per il bene. Avevamo dei dubbi di interpretazione, abbiamo chiesto chiarimenti e li abbiamo avuti, sostiene il primo cittadino. Ci siamo attivati per il bene dei cittadini perché il dissesto ricadrebbe su tutta la comunità con tutte le tasse al massimo e servizi azzerati. La questione nasce con delle segnalazioni che alla fine dello scorso mese di maggio erano state indicate dalla Corte dei Conti circa diverse criticità presenti nel rendiconto di bilancio del 2015. Ma l'opposizione non ci sta, è una questione della massima importanza per il Comune e va approfondita, sostiene il consigliere di minoranza Pino Ippolito. Non va sottaciuta alla città l'eredità pesantissima della precedente amministrazione comunale e di quella che l'ha preceduta. Se i cittadini di Palmi, aggiunge ancora il consigliere, saranno costretti a pagare 77.000 euro per 27 anni fino al 2044, questa è una responsabilità che per intero va data all'amministrazione precedente, un dato chiaro e che evidenziamo in maniera netta. Spettacolo e solidarietà a Catanzaro per l'iniziativa Artisti in Corsia sul palco, medici e pazienti del Pugliese Ciaccio, obiettivo una raccolta di fondi da destinare all'ospedale. La sanità creativa, medici e operatori che svestono il camice bianco per calcare le tavole del palcoscenico. Domani sera lo spettacolo Artisti in Corsia in programma al Teatro Comunale di Catanzaro. Sorrisi e raccolta fondi per una iniziativa che ha visto la sinergia tra ospedale, provincia e comune e che è stata presentata pubblicamente alla città nel corso di un incontro con la stampa. Una manifestazione che ancora una volta mirerà alla sdrammatizzazione della malattia. Sul palco si susseguiranno una serie di artisti, direi sono degli artisti anche per caso, perché si tratta di medici, di personale infermieristico, di pazienti, insomma di tutte quelle persone che quotidianamente operano nelle corsie e invece quest'oggi avranno un altro ruolo, il ruolo di artisti. Quindi ancora una volta questo è il modo per far sì che cadano le barriere fra medici e pazienti e si riesca a sancire quella che è la vera e propria alleanza terapeutica che poi farà sì che le malattie insomma, possono essere curate meglio. Il ricavato verrà devoluto per acquistare attrezzature per la pediatria, ma abbiamo anche intenzione di intervenire là dove ce ne dovesse essere bisogno.
tutta questa attività si manifesta come grande interesse verso i piccoli pazienti, per rendere sempre più completa l'offerta anche per quanto riguarda il soggiorno nell'ospedale, ma soprattutto per recuperare attorno al pugliese una credibilità e una capacità di offrire sempre di più e meglio servizi sanitari capaci di essere all'altezza degli anni in cui viviamo. A Cosenza, allo stadio San Vito Marulla, dopo l'ispezione dei commissari della Lega, necessita di alcuni interventi strutturali. Gianluca Pasqua. Il Cosenza ce l'ha fatta, è tornato in Serie B dopo 15 anni d'attesa, scalando le categorie negli ultimi 7 anni. Adesso tocca allo stadio San Vito Gigi Marulla rifarsi il look e non solo per adeguarsi alla nuova realtà. C'è molto da fare, 15 anni sono tanti perché nel frattempo la struttura ha subito un deterioramento evidente, gli standard qualitativi e di sicurezza delle strutture sono stati innalzati, le regole sono cambiate e servono nuovi strumenti tecnologici per supportare il lavoro dei media. Diversi interventi sono stati effettuati nei mesi scorsi ma riguardano prettamente l'aspetto della sicurezza. Le nuove ringhiere, ad esempio, salvaguardano gli spettatori da cadute accidentali nel fossato che divide la pista d'atletica dagli spalti. Di sicuro sarà necessario un intervento sul terreno di gioco, rimesso in sesto per l'ultima parte del campionato e per i playoff, ma bisognoso di cure più approfondite. All'interno dovranno essere adeguati gli spogliatoi, i servizi igienici, i locali e le tribune stampa, che dovranno ospitare le emittenti nazionali e gli inviati al seguito delle squadre ospiti. Dovranno essere piazzate le telecamere per la rilevazione del fuorigioco. Sugli spalti, poi, necessaria l'implementazione dei seggiolini. Attualmente ne sono presenti 3.500, ma il numero dovrà essere portato almeno a 5.500. Insomma, tanti lavori e poco tempo a disposizione, perché il mese di agosto non è poi così lontano e il Cosenza non può fare a meno della spinta del Marulla. Ieri l'annuncio della riconferma in B per Piero Braglia con il Cosenza Calcio, oggi invece il Crotone ufficializza l'ingaggio di Giovanni Stroppa. Sentiamo Anna Franchino. La mia è soltanto una scelta tecnica. È vero che con i presidenti, con la proprietà, si era detto, c'era un accordo verbale di poter andare via soltanto facendo un salto di categoria, ma tutte le situazioni che si sono create, secondo me, mi hanno dato la motivazione di poter scegliere altre strade. Ho dato tutto ciò che potevo, vado via per scelta tecnica. Con queste parole mister Stroppa saluta il Foggia dopo aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto e si avvia alla nuova avventura con il Crotone. Un nuovo ciclo con i rossoblù di Vrenna che puntano su di lui per tentare la veloce risalita in Serie A. L'ufficialità è arrivata questa mattina a conclusione di una trattativa durata alcune settimane e ha firmato il contratto con la società rossoblù fino al 30 giugno 2020 con opzione per il terzo anno. Stroppa vanta una carriera da calciatore nelle file di Milan e Lazio con 4 presenze nella nazionale maggiore quando era allenata da Arrigo Sacchi. Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2006 dalle giovanili del Milan prima di approdare al Sud Tirol, al Pescara, allo Spezia e infine al Foggia, conducendolo prima alla promozione in Serie B e alla vittoria della Supercoppa di Lega Pro e nell'ultima stagione a un passo dai play-off. Il nuovo tecnico, fanno sapere dal Crotone, verrà presentato alla stampa la prossima settimana. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Persiste un po' di instabilità causa di temporali pomeridiani, in particolare sulle zone montuose. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani ancora instabilità nelle ore centrali, con possibili rovesci anche temporaleschi nelle zone interne. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari ancora calmi, con venti sempre deboli a regime di brezza. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.